Buongiorno. Quante sedute abbiamo fatto qua quando c'erano i festival di Napoli? Perché noi abbiamo la tutta abitudine. Noi siamo una bella donna, però quando andiamo a spogliare ha un sacco di problemi. E difetti. Appena arrivato, io sono contentissimo Di averla conosciuta così. 1941. Da 2 anni è iniziata la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia è in guerra da 1 anno. Ai confini del capoluogo campano vi è un piccolo paese agricolo di 5.000 anime, Melito di Napoli. È il 2 novembre e Domenico Capozzi e Maddalena Ciletti stanno per avere il loro primo figlio, Agostino, chiamato così in onore del nonno paterno, come vuole la tradizione. Sarà il primo di 9 figli. Dove abitavo? In un vicoletto che si chiama Via Francesco Rosso numero 8. Era una stanza sola, attenzione. E in quella stanza dormivamo 9 figli e papà e mamma, che eravamo 11 persone. Allora così si usava. E dunque io non avevo ancora 10 anni e già canticchiavo per tutto il paese, tanto che mi chiamavano il fissato. Dice, questo è pazzo. Ma non era così, perché io sentivo dentro di me che era una cosa molto bella la canzone, perché la canzone è vita e io vivevo proprio per la canzone. Papà Domenico svolgerà vari lavori per portare avanti la famiglia nell'Italia del dopoguerra, mentre mamma Maddalena, come da tradizione della sua famiglia, è venditrice ambulante di frutta a Porta Capuana a Napoli. Con la fine della guerra si ha voglia di ricominciare a vivere, anche nella musica. In America nasce il rock and roll. L'Italia ringrazia dei fiori attraverso la voce di Nilla Pizzi nella prima edizione del Festival di Sanremo nel 1951. L'anno successivo, oltre alle storiche audizioni di Piedigrotta, anche Napoli avrà il suo festival radiofonico, dove si propongono divi come Franco Ricci, Maria Paris ed un cantante che segnerà quella generazione, Sergio Bruni. Ogni giorno la radio trasmetteva delle canzoni napoletane molto belle e io ero un amante di un cantante che mi piaceva tantissimo. Ed è stato lui ad ispirarmi per fare questo mestiere. Ed era Sergio Bruni. Pensate che quando qualcuno del mio paese comprava un disco a 78 giri, io l'aspettavo per sentire quella canzone che aveva inciso questo Sergio Bruni. Ed era molto bello. E da lì poi è scoppiato in me questa grande passione. Il cinema è sempre esistito, ma per quelli là che ci avevano i soldi. Ma io i soldi non ce l'avevo. E dunque la gente che aveva i soldi andava a Secondigliano, a Napoli per vedere un film. Ma al mio paese c'era invece l'Opera dei Pupi, che lo stesso si pagava. E per passare delle serate in una forma migliore, dissi al proprietario di questo teatrino: senti, ma io canto, che posso fare per entrare senza pagare? E lui mi disse: vieni qua, io ti faccio cantare mentre che il pubblico entra, in modo che tu fai da trattenimento e poi incomincia lo spettacolo. E così io ti faccio entrare gratis. E così successe. Senza rendersene conto, a soli 12 anni, il giovane ragazzo di Melito debutta nel suo primo spettacolo.
E poi all'età di 13 anni finalmente ho visto Napoli. Come ho visto Napoli? Perché? Perché al mio paese c'era un signore che si chiamava Filippo Marrone, che aveva un grande negozio di tessuti proprio ai quartieri del Carmine, come si dice, in mezzo al mercato. E io lì facevo il garzone. Una bella sera mio padre mi dice: vieni qua, ti devo raccontare una cosa. Io ho parlato con zio Pasquale e gli ho detto che tu hai una bella voce, però vogliamo avere il parere di un maestro, e lui aveva la possibilità di farmi studiare, pagando certamente. E andammo in galleria a Napoli, dove frequentavano tutti gli artisti, gli attori, i musicisti, eccetera. E ci incontrammo con un certo maestro, Alfonso Airia. E questo qui mi ascoltò e disse: ma questo c'ha veramente una bella voce. Ma non so come fu, quando le cose devono succedere veramente, mi trovai davanti a un grande maestro che era il direttore del Conservatorio di San Pietro a Maiello a Napoli, Attilio Staffelli. Quando mi ha ascoltato, ha detto: sì, questo ragazzo lo voglio come mio alunno. E pattuimmo 80 lire al mese. Il maestro Staffelli mi disse: guardi che tu vieni a cantare al Teatro San Ferdinando. Io non sapevo nemmeno che cos'era questo Teatro San Ferdinando, perché venivo dal paese. Adesso capisco che cos'era il Teatro San Ferdinando. E dunque lì si faceva un festival che si chiama il Festival del Vesuvio. Il Festival del Vesuvio, che si svolge tra il 1955 ed il 1956, sarà il primo spettacolo con un grande pubblico. Per l'occasione, il quindicenne Agostino Capozzi debutta con il suo primo nome d'arte, Lino Capozzi. Partecipa al festival con la canzone Carruzzelle e l'amore, composta da Ettore De Mura e Attilio Staffelli. Tra il pubblico in sala, in prima fila, c'è il proprietario del Teatro San Ferdinando, il grande Edoardo De Filippo. E da allora ho partecipato a tanti concorsi, a tante manifestazioni, per esempio un concorso al mio paese, il Teatro Vittori, che poi si aprì un teatro a Melito, che era anche cinema, e praticamente vincevo sempre questi primi premi, diventò un abitué. Poi nel 1957 andai a cantare alla festa di Porta Capuana e lì c'era il maestro Felice Gente che dirigeva questa grande orchestra. E c'era anche Claudio Villa. Per me vedere Claudio Villa era veramente vedere il sole. E c'era anche un signore che voleva cantare, un vecchietto, insomma, ma perché non mi fanno cantare, perché non mi fanno cantare? Io dissi vicino al maestro Felice Gente: maestro, ma perché non lo fanno cantare a suo signore? Dice: ma tu lo sai chi è quello? No, dice: quello è Pasquariello. Io non pensavo che fosse questo grande artista, lo vedevo così vecchietto, dico: ma se avessi saputo che quella era Pasquariello, il grande Pasquariello, e avrei fatto i debiti per farmi una fotografia con lui, perché così la mettevo nel mio studio qua e sarebbe veramente una cosa meravigliosa per me. Nel 1958 Mario Trevi debutta alla Piedigrotta ABC, all'allora Teatro Azalea di Napoli. Le vedette dello spettacolo sono Giacomo Rondinella, Tecla Scarano e Nicola Di Bruno. E io cantavo una canzone che si chiamava Nuvole d'amore e ebbi un grande successo, però non l'ho mai incisa perché non aveva ancora la casa discografica alle spalle. E lui cantava per primo, era il primo numero, e io dirigevo l'orchestra. È stato sempre per bene, sempre educato, sempre cosa. Questa è stata la mia prima esperienza con Mario Trevi. Perché lui, oltre a persuadere con la sua voce che la buonanima di Agambora, Vincenzo Agambora, diceva che lui aveva una lacrima, una specie di singhiozzo nella voce, che prendeva e riusciva a comunicare con il cuore e con l'anima degli ascoltatori. Da quell'esibizione il ragazzo di Melito inizia a farsi conoscere. Nel 1959 continuano le audizioni di Piedigrotta. Sempre nel 1959 io ho avuto il piacere di conoscere al grande maestro Renato Ruocco. Mi volle portare all'edizione Bideri e lì c'era la signorina Valentina Bideri, la sorella di Ferdinando Bideri.
E disse: ma questa c'ha una bella voce, perché non facciamo una piedigrotta? La casa editrice Bideri nel 1959 organizza la Piedigrotta Santa Lucia ed il giovane Capozzi, tra i brani presentati, debutta con quello che sarà il suo primo successo inedito, Si ce la Sammo. Però allora si usava che i discografici andavano ad ascoltare le piedigrotte per vedere le novità, se ci stavano dei cantanti bravi o meno bravi. E mi presentarono a un signore che si chiamava Cesare Ruggiero e un altro Vincenzo Pollio. E parlammo di tutto e di più e nacque il contratto con la Royal. La casa discografica Royal scrittura il cantante e io ho detto: guardate, il mio nome d'arte deve essere Mario Trevi, non Agostino Capozzi, perché io sono Agostino Capozzi all'anagrafe, ma Mario Trevi come cantante, e mi ha portato tanta fortuna. Era la sua prima incisione e fece un successo incredibile. Poi un bel giorno mi affaccio a balconcino di casa mia che dava nel cortile del palazzo in via San Giovanni a Carbonaro 95, e lì a pian terreno nel cortile c'era Spagnuolo che vendeva i dischi, e chi ci vedo? Mario Trevi. Incredibile, che storie. Il debuttante Mario Trevi, per l'occasione, inciderà ben 8 vinili e 78 giri, rendendolo oggi tra i pochi artisti italiani in attività ad aver inciso su ogni supporto fonografico, dal 78 giri fino alla cosiddetta musica liquida sul web. Nasce il primo 78 giri. C'era il Festival di Napoli, dove il grande Sergio Bruni cantava Viene Manzoni in braccio a te. E per me è stato veramente toccare il cielo. E io ho avuto questa grande gioia di fare il disco, il primo 78 giri, con questo grande maestro Beppe Moietta, con una grande orchestra tutta dal vivo, negli studi della RCA italiana, nel 1959. Accadde il miracolo. Accanto al fiume di dischi venduti da Sergio Bruni, vi fu un piccolo rivolo: i 200.000 dischi venduti da Mario Trevi con il singolo Viene Manzuon e In braccia a te. Io ho conosciuto Mario Trevi dopo che lui ha cantato le mie prime canzoni, nel lontanissimo 1959. Mi accorgo adesso che, ahimè, sono passate 50 anni, mezzo secolo. Lui ha inciso 2 canzoni che avevo scritto con Edoardo Alfieri, Tu non lo sai, Io pirata. Io le ho ascoltate prima sul disco e poi sono andato a sentirlo in teatro. Mi pare che lui cantava al Teatro Italia, quindi questo è stato il mio primo incontro che ho avuto con Mario Trevi. Oltre ai 2 brani presentati da Sergio Bruni al Festival di Napoli, Mario Trevi inizia ad incidere le canzoni del repertorio classico ed i brani presentati precedentemente alle audizioni di Piedigrotta. La sua Si ce la Sammo si rivelerà un grande successo discografico, con 500.000 copie vendute. Poi nel 1960 ho avuto il piacere di incontrare il grande maestro Vincenzo Acampora, il quale mi chiese di fare della Piedigrotta anche con lui. E lì è nata poi Ho sfaticato, L'ultima nostalgia e tante altre canzoni. Nel 1960 partecipa alla Piedigrotta Acampora, dove presenta la canzone Ho sfaticato. Incisa lo stesso anno, venderà 450.000 copie. Nel 1961 debutta la Piedigrotta Giba, dove presenta È desiderio, vendendo 350.000 dischi. E Mario Trevi alla Piedigrotta, io penso che lui si sia perso una cosa a cui aveva diritto, il periodo migliore della Piedigrotta, che quando è arrivato lui la Piedigrotta già si era in qualche modo deformata. C'era ancora, ma non era più quello di una volta. Le grandi case editrici avevano chiuso tutto, Napoli non era più la capitale della musica, aveva lasciato spazio e posto a Milano, e quindi lui si è trovato in quelle Piedigrotte, come dire, che erano più per spettacolo che per lancio. Non c'erano più grandi canzoni che nascevano dalla Piedigrotta come ai tempi belli. Mario è uno degli ultimi leoni della canzone napoletana. La Piedigrotta, di cui conserviamo ormai pallidi ricordi e che anche personalmente ho cercato di rinverdire, ma sembra non ci sia spazio. Mario è uno degli ultimi protagonisti ad aver visto
nascere le canzoni che canta, almeno i suoi cavalli di battaglia. È l'ultimo ad avere, uno degli ultimi, forse l'ultimo, ad avere memoria di un mondo in cui la canzone napoletana era più, se non nell'epoca d'oro, nemmeno nell'epoca di rame o di silicio in cui è adesso. Il giovane Mario inizia ad accumulare i primi successi e ad esibirsi in vari teatri di Napoli e della provincia, fino ad arrivare nel 1960 nel Tempio della Cultura Napoletana, il Real Teatro di San Carlo. È nato questo grande spettacolo a San Carlo di Napoli che si chiamava Bontà di Napoli, organizzato dal dottore Aldo Bovio. Mi trovai di fronte a questi grandi artisti quale Totò, Vittorio De Sica, Delia Scal, Paolo Panelli, Nino Manfredi, e io in mezzo a questi grandi artisti, ci pensate, chi mai pensava questo grande sogno diventasse realtà? Mario Trevi poi l'ho conosciuto qualche anno dopo, perché poi Mario sposò la figlia di Don Gennaro Spagnuolo, Titina, che eravamo cresciuti assieme. Siccome doveva formare un nuovo gruppo, Mario Trevi, e con mio padre andammo a casa sua, che era in via Orazio a Napoli, sopra via Posillino, per parlare di questo gruppo. Però poi la cosa non andò in porto, però non ci siamo mai persi di vista e di stima nell'arco di tutta la carriera. Canzone all'antica, versi di Salvatore Gaetani, musica di Osvaldo Minervini. Canta Mario Trevi con il quartetto di Marino Marini. Nel 1960 io ho avuto il piacere di essere invitato dal grande Furio Rendine, un grande musicista di canzoni molto popolari. E lì ho incontrato il grande Papaccio, il suocero. Mi hanno fatto ascoltare questa canzone dal titolo Canzone all'antica e così partecipai al Festival di Napoli con la cantante Franca Raimond, che veniva dal Festival di Sanremo. Dopo 1 milione di dischi venduti nei primi 2 anni di carriera, arriverà finalmente al tanto agognato Festival di Napoli. Debutta il 14 giugno del 1960 al Teatro Mediterraneo di Napoli. Il brano Canzone all'antica non arriverà in finale, ma gli darà la possibilità di essere ascoltato in diretta in tutta Italia. E questo mare verde senza fine. Il 1961 sarà un anno di grandi successi per Mario Trevi. Arrivato all'attenzione del poeta Giuseppe Marotta, quest'ultimo gli affida la canzone Mare Verde, al Giugno della canzone napoletana. Condividerà il brano con la grande Milva, da poco vincitrice del 3° premio al Festival di Sanremo di quell'anno. Il festival si svolge al Teatro Mediterraneo di Napoli, presentato da un giovane Pippo Baudo. Vedrà la partecipazione di 26 cantanti e 7 direttori d'orchestra. Il più giovane di questi è Ennio Morricone. Mario stava molto con noi, col maestro Mazzocco, ed è stato un successo per Mario, penso che ha determinato tutta la sua carriera. Però io all'epoca ero una ragazzina che debuttava al 2000 e vidi Mario Trevi per la prima volta come professionista, che presentò il successo di Mare Verde e mi rimase impressa questa cosa. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. La vera canzone napoletana, che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. E c'è per dimmi sto mare verde, sto mare verde. Sempre nel 61 io ho partecipato alla festa Romunacone, cioè la festa della sanità, la festa di San Vicenzo, e il presidente era un grande amico mio, zio Luigi Campolongo, il quale mi disse: sai, io domani devo andare a Roma a casa di Totò. E io dissi: no Luigi, mi devi portare anche a me, lo voglio conoscere da vicino a Totò. E così mi portò con lui a Roma a casa di Totò.
E quando io ho visto a Totò sono rimasto veramente, non deluso, ma pensavo che era un uomo più allegro, più sorridente, più, insomma, invece era molto serio, molto molto serio. E quando mi ha visto ha detto vicino a Gio Luigi, lui ma chi è sto guaglione? E lui ha detto, sai, chi insomma ha vinto il secondo premio al Giugno Canoli, insomma, con la canzone Mare Verde. E lui mi ha fatto, ma tu la sai, ma la femmina? E io gliel'ho cantata. E lui ha detto, ah, ma tieni una bella voce. Ma tu farai molta strada. E così è successo. Grazie a Totò. Gli anni 50 e 60 sono forse gli ultimi 2 decenni che vedono come protagonista la canzone napoletana classica, tradizionale, quella legata ad una poesia iniziata alla metà dell'Ottocento. Sono gli ultimi anni in cui questo ramo della canzone napoletana è protagonista insieme alla canzone italiana del mercato discografico non solo nazionale ma addirittura internazionale, perché molti album vengono addirittura distribuiti all'estero in vari paesi del mondo. In questo quadro di ultimi protagonisti di questa epoca c'è anche Mario Trevi. In questo caso nonno Mario. Tra il 1959 ed il 1961 Mario Trevi diventa il cantante napoletano con il maggior numero di dischi venduti, secondo solo a Sergio Bruni. Già all'età di 18-20 anni era divenuto una star della canzone napoletana. Quella è l'epoca dove imperava Sergio Bruni innanzitutto, che è stato uno dei più grossi cantanti e artisti. Imperavano Aurelio Fier, Nunzio Gallo, cioè voglio dire questi nomi Giacomo Rondinelli, lo stesso Mario Abate, insomma, voglio dire che c'erano artisti già affermatissimi, non affermati, e quindi era difficoltoso arrivare a un successino, non dico a un successo, in mezzo a questi colossi, diciamo. E lui, per la verità, si è fatto strada senza badare a destra e a sinistra, si è buttato e ha avuto il successo che meritava. Questi erano i cantanti che io ascoltavo dove sono nato, Coppovica Parisi, Damiano, in poche parole, Mario Trevi, Sergio Bruni, Franco Ricci, mi ricordo tutti quanti, capite? E poi vabbè, tutti i nuovi che sono venuti dopo, Mario Merlo, Rissicano, però i primi cantanti sono questi qua, insomma, capite? Sergio Bruni, Mario Trevi. Di Martucci e Mazzocco. Riascoltiamola con l'orchestra diretta da Franco Cassano. Canta Mario Trevi. Il 1963, un anno importantissimo, indimenticabile per me, perché Mazzocco mi chiamò e mi disse: Mario, c'ho una grandissima canzone, si chiama Indifferentemente, e la cantavamo io e il grande Mario Abbate, amico mio, e vincemmo il secondo premio. E questa canzone è diventata veramente un classico napoletano, la canta tutto il mondo, l'hanno cantato tutti i cantanti, quelli che non cantano non l'hanno cantato indifferentemente. Quando stavo a Napoli io, uscì una canzone che si chiamava Indifferentemente, tutti i ragazzi di Napoli, la famma che è la caposi, tu macci, non dica niente, eppure io dicevo questa è una grande canzone. La voce di Mario Trevi, secondo me, rimarrà come un grande, per sempre, come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. Indifferentemente è Mario Trevi, non era solo la sua l'esecuzione, però la sua risultò così convincente, così spontanea, così vera, che Mina sentì Mario Trevi cantare Indifferentemente e la prese e la incise da par sua, insomma. Mina è uno di quelle settentrionali di Cremona, che invece a Napoli è stato sempre molto attento. Sono un ladro del festival, di un festival di Mario Trevi, sì, è vero, non lo nego, però era il mestiere che facevo, era l'artista che rappresentavo.
mio genere, Claudio Villa. Quindi nei festival io ero sempre uno che cercavo di rubare. Una volta ho rubato un primo premio a Mario Trevi. Pur arrivando seconda al Festival di Napoli del 1963, la versione di Mario Trevi sarà un grande successo discografico, con 3 milioni di copie vendute. E dammo sto bene, non aspettati mai, che indifferentemente se tu mi giri non ti dico niente. E indifferentemente io per da te indifferentemente, incredibile. È lui nel mondo. La prima volta che io sono andato in America, praticamente mi è sembrato di stare a Napoli, perché sentivo tutto parlare napoletano, cantare napoletano. La gente diceva: Mario, quando torni a Napoli, va a Santerre, perché noi c'ha gli agnim a Napoli. E allora io mi sono sentito un leone, perché ho detto: va bene, allora farò successo. E così ho cantato la prima volta all'Accademia di Musica di Brooklyn, poi sono stato al Madison Square, poi sono stato al Carnegie Hall di New York, ho cantato a Boston, Chicago, Filadelfia, sono andato in Canada, all'America del Sud, eccetera. Insomma, ho girato e sono contento di aver cantato le canzoni napoletane per tutti gli emigranti che stanno in America. Un vostro beniamino al suo 10° Festival di Napoli, Mario Trevi. L'incontro importante invece è avvenuto anni dopo, nel 1964, quando lui ha cantato una mia canzone che io giudico ancora molto bella, con la musica di piano, al Festival di Napoli. La canzone mi parla di me. In quell'occasione io ricordo che insieme al maestro Vian sono andato ad ascoltare la sua registrazione. Lui ha inciso il disco prima di fare il festival alla RCA di Roma. Dirige Edoardo Alfieri, canta Mario Trevi. Oltre al Festival di Napoli, Mario Trevi prende parte a tante trasmissioni televisive. All'epoca, l'attenzione per la canzone napoletana da parte della RAI era ben equilibrata e Trevi partecipa a tutte le trasmissioni con questo tema, come Scala Reale, Canzonissima, 15 minuti con. Rosero mese maggio, passa voce del rose, una campana lontana, l'aria sola. Nel 1964, nella famosa trasmissione Napoli contro tutti, condotta da Nino Taranto, Mario Trevi vince il 3° premio con Omar e Nariello, seguito al 2° posto da Mina e al 1° posto da Claudio Villa. Un cantante dalla voce tradizionale, dalla voce calda, del resto è nato alle falde del Vesuvio. Signori, eccolo qui, Mario Trevi! Casarelle e Pescatura è proprio una canzone che ho cantato in coppia con Mario Trevi. Non in coppia, perché allora si cantavano, si facevano le 2 esecuzioni, 2 orchestre, 2 gruppi di cantanti e doppia esecuzione, sia a Sanremo che a Napoli. Quindi da una parte cantavo io Casarelle e Pescatura e dall'altra con l'altra orchestra la cantava lui. E la canzone era molto più adatta a Mario, diciamo la verità. Nel 1966 è tra i partecipanti al Festival delle Rose, dove gareggia con grandi nomi della canzone italiana, come Albano, Lucio Dalla, Little Tony, i Pooh. A me è piaciuto subito con Mare Verde, indifferentemente, quel genere là, veramente tanto apprezzato.
E poi mi è piaciuto soprattutto quel solitario, me la sono ricordato io. Il pezzo era molto bello, è uno di quelli che è rimasto poi nella storia di quel festival. Quindi grazie a Mario Trevi, grazie a tutta alla Giulietta Sacco, che poi ne fece anche lei una grossa interpretazione. E la canzone ebbe un grande forza attraverso loro. Io penso che il cantante sia molto determinante per la diffusione della canzone. Nella interpretazione dell'orchestra Anepeta e di Mario Trevi. Indubbiamente, indifferentemente, è Mare Verde piuttosto che Cunde Lampare. Canta Mario Trevi. È la storia, cioè Mario Trevi è la storia della canzone napoletana. Io quando dice Mario Trevi, chissà perché mi ricordo il Festival di Napoli, la prima cosa che mi appare Mario Trevi, Mesa Piazza di Gesù, Mario Trevi Frenesia, cioè proprio a parte i successi che avevo troppo. Insomma, sono state canzoni che hanno avuto un bel successo veramente, tanto che poi Sergio Bruni le ha incise queste canzoni. Tra il 1960 ed il 1970 Mario Trevi partecipa a 10 festival di Napoli, presenterà 25 canzoni ed entrerà in finale 14 volte, conquistando un primo premio, 2 secondi premi ed un terzo premio. Nel 1971 ci siamo preparati per fare il Festival di Napoli, dove io dovevo cantare 24 luglio. E a un certo momento si è fermato tutto, sono arrivati ordini da Roma che si dovevano portare le telecamere, il festival non si faceva. Mamma mia, 71, cosa gioca? Che fa 71? Adeguato proprio a quella sera. E vedemmo un fatto strano, che si ritiravano le telecamere. Da questo fatto cominciò un mormorio, una cosa che sta succedendo, e praticamente ci dissero che il festival non si faceva. Allora apriti cielo, quello che è successo fu una cosa terribile. Non si sparò, perché corsero i carabinieri. Io ho visto un carabiniere addirittura per terra, sotto i piedi degli autori. Alla fine, questa fine è stata voluta, perché gli autori hanno litigato fra di loro, autori, editori, perché, cari signori, non eravamo noi i divi erano gli autori. E purtroppo poi non si è rifatto più niente che metterci d'accordo. E quelli che poi reclamarono e ci condussero in tribunale i fautori del festival persero pure la causa. Questo non è un episodio storico, questo è un episodio vergognoso, perché già noi avevamo una città che non era tanto responsabile, perché la nostra politica era molto marcia, ha continuato ad essere questa, ma noi vedi qua, facciamo finta di non accorgercene. Questa è una città che qualsiasi cosa ti toglie, se ne discute soltanto per 24 ore, poi alla fine non sappiamo più niente. Il Festival di Napoli, quando si faceva in contrapposizione al Festival di Sanremo, era un festival importantissimo, per cui per certi versi addirittura era più importante del Festival di Sanremo. Poi, mano a mano, come siamo soliti a Napoli, le belle cose cerchiamo di guastarle fino a ridurle ai minimi termini. Purtroppo è finita. Io a suo tempo sono stato uno dei protagonisti in negativo del Festival di Napoli. Tutti erano contenti e soddisfatti, non sapendo che si erano dati la zappa sui piedi. Ed è così che è finito il Festival napoletano e non si è fatto e non si farà mai più. Da quel momento la canzone napoletana festivaliera d'autore perde la sua vetrina nazionale,
anche la televisione nazionale cambia direzione, dando spazio alle nuove correnti musicali e al repertorio classico di fine Ottocento. La canzone d'autore legata al festival si ritrova tutto ad un tratto esiliata. Ma a Napoli e al sud si continua a cantare. La mancanza del festival darà libero spazio ad un genere teatrale e musicale tornato in voga dalla metà degli anni 60. La sceneggiata napoletana e le canzoni di cronaca. Noi autori volevamo fare canzoni cantate bene, pulite, però si vendeva quel mercato e eravamo un po' costretti a fare noi autori e i cantanti lo stesso, perché se non cantavi quella canzone non vendevi niente, nessuno ci accettava. E allora fu un periodo nero proprio, ecco, la parola è giusta, è questo, un periodo nero. Mario Trevi non voleva fare quel genere di mala. Ci adattammo a fare quel tipo di canzone, che si vendeva solo quello poi, che tu facevi la canzone italiana e non avevi le possibilità di passare in televisione, perché la televisione insomma era, non ne parliamo, tutte coperture, cose, case discografiche che avevano comprato i dirigenti, insomma, e noi dovevamo lavorare, insomma, e far lavorare l'orchestra poi dall'altro. Noi abbiamo fatto lavorare migliaia di orchestrali per fare questo tipo di musica che andava in quel momento. Nel 1972 Mario Trevi incide O Carabiniere, debuttando così in questo genere musicale. Fu un grande successo, con 2 milioni di copie vendute. Trevi si sentiva sempre nell'aria, nei rioni. Mi ricordo le domeniche più che altro, le domeniche pomeridiane. Quando non c'era insomma internet, tutte queste cose qua, allora tu sentivi uscire dalle case insomma musica. Ci stava un pezzo che mi ricordo benissimo perché con i Buddha Bash che impazzisce per il pezzo, hanno acceso il benzina sotto la bomba benzina, hanno fatto una rapina, 4 banditi con una 1003, bellissimo. La adoro anche io questo pezzo, e loro non ci potevano pensare perché lui mi diede il là, pensava che io non conoscessi il pezzo e io gliel'ho cantata proprio dalla prima all'ultima frase di questo pezzo. Poi insomma, Mario Trevi, il grande, l'immortale. Il passo dalla canzone al palcoscenico è breve. Poi è ritornata la sceneggiata, perché la sceneggiata non l'abbiamo inventata noi, l'hanno inventata Cafiero, Fu, eccetera. E allora ho detto perché no? Dal 1969 al 1982 porta in scena 20 sceneggiate. Alla metà degli anni 70 Mario Trevi, con milioni di incassi al botteghino, è tra i protagonisti di questo genere teatrale. A Pagella sarà un grande successo discografico, con il solo supporto delle radio libere, delle televisioni locali e del pubblico arriverà a 2 milioni di copie vendute. E facemmo 183 teatri di tutta l'Italia, dal nord al sud. Con 10 milioni di incasso a sera, la sceneggiata a Pagella sarà lo spettacolo napoletano con il maggior numero di spettatori nella stagione teatrale 1977-1978. Tanto che poi ne venne fuori il film, un grande film, posso dire, veramente un grande film.
che hanno fatto proprio la pagina. Il film ebbe un buon successo al botteghino, con un incasso di 2 miliardi e 800 milioni di lire. Dopo La pagella erano previsti altri 4 film tratti dalle sceneggiate. Ma con l'improvvisa scomparsa del produttore Michele Dello Iacono della Concord Record, il progetto andò a sfumare. Io sto sempre nei vostri cuori, penso, e voi per me siete sempre la cosa più cara che possa esistere sulla faccia della terra dopo la famiglia. Poi sono venuti in urna e ha detto si fino da manegra e poi è iniziata un'altra Napoli. Però con tutto ciò io ti dico che i veri cantanti napoletani erano quelli là del Festival di Napoli e Mario sicuramente è uno di questi qua grandi. Ed ora un altro nome che appartiene, possiamo dire, alla storia della canzone napoletana. Non per niente la serie Oro raggruppa veramente dei grossi big, e in questo caso si tratta di un cantante che forse avrà mancato sì e no un paio di festival dal suo origine fino ad oggi. Signori, Mario Trevi. Avevo detto Mario Trevi, si è scatenato l'applauso. Utosore è veramente una perla, una canzone che veramente ha uno sviluppo armonico, diciamo una sorta di begin, ma fatta con classe. E solamente a te tu voglio dare. Ma tu cantavi una canzone che diceva quando mi piace, quando sei malato, quando sei... La mia donna. Una canzone bellissima. Per me piace quando non mi penso, quando stai incazzato. Quando per niente pare una pantera con le tue scenate, quando in dolietto non mi penso proprio a cominciare di spalle, si sto dormendo fai mille rumore per mi fasciare. Io non sono soltanto legato a Mario, perché ho avuto il piacere di conoscere tutta la famiglia, dal fratello Franco Moreno, da un altro fratello Lino Capozzi, Stefano, l'altro fratello ancora. Ho avuto modo di conoscere i nipoti, Gianluca Capozzi, quindi diciamo che io bene o male ci sono sempre stato in questa famiglia. Fratello, perché poi ci ha dato tutte le cose che lui viveva nella musica, nella vita, cercava di darcelo a noi e chiaramente noi abbiamo cercato di somigliarlo, perché poi è stato un po' il nostro traguardo, no? Il nostro punto d'arrivo. Ci sta chi è arrivato nella musica nella nostra famiglia e chi non. Però voglio dire che tutti somigliamo un pochettino al primogenito della famiglia Capozzi, che sarebbe Mario Trevi, un frate grande, perché è grande. Terra mia, com'è bella la pensare. Terra mia, com'è bella la guardare. E
aggiornando il repertorio, non si è cullato sulle vecchie, non è campato solamente indifferentemente Mare Verde, eccetera. Per esempio ha inciso e bene le canzoni di Pino Daniele, e le ha incise nel momento in cui Pino Daniele non è diventato il santino da esporre, perché chi ha suonato Pino Daniele pare che ha pigliato il premio Nobel. Era invece un personaggio anche scontroso e difficile in vita, e lui l'ha incisa in quel momento, e credo che fu l'unico dei cantanti napoletani classici a misurarsi con una cosa del genere, quindi con una canzone estremamente moderna. Nel 1995 mi sono incontrato con Pino Daniele a Formia e ho detto vogliamo prendere un caffè insieme, e parlando così ho detto sai, mi piacerebbe fare un LP delle tue canzoni, io non c'entro niente con il tuo repertorio, però mi piacerebbe cantare le tue canzoni, e così facemmo questo disco che si intitola Niente Trevi canta Daniele. Mi porta un po' alla mia infanzia, quando mio padre lavorava al porto e mi portava con lui, i portuali ascoltavano queste canzoni, Mario Trevi, Mauro Caputo. Sono canzoni che comunque noi, abitando al centro storico, siamo cresciuti. Ascoltavamo la domenica mattina tra l'odore del ragù. Si arriva comunque a fare musica prendendo le varie contaminazioni dal mondo, no? La musica rap che prende le varie contaminazioni, mentre magari un ragazzo americano del Bronx poteva ascoltare quelli che erano i brani di James Brown e compagnia cantante, noi ascoltavamo, oltre a questa roba americana, anche quello che ci propinava il quartiere, ovvero Mario Mero, Sergio Bru e Mario Trevi. Con Mario Trevi l'esperienza è nata nel momento in cui il mio socio qui gli hanno regalato un vinile. Qual era? Il vinile, proprio, se ben mi ricordo il titolo preciso, è Umagliara. In pochi secondi nacque subito il taglio, il campione, taglia, cuci, sì, fai. La musica nostra principalmente da quello nasce, dal campionamento dei brani. È una musica che ruba senza dire niente a nessuno, magari non te ne fa nemmeno accorgere, però nel caso di questo pezzo invece no, il messaggio doveva essere diretto. Chiaro. Quindi prendere proprio Magnare che sto fa da venere a cattà. E un altro episodio che volevo raccontare, appunto, per quanto riguarda il discorso Mario Trevi all'interno della cultura hip hop. Anche, diciamo, al di fuori di Napoli ci sono cultori tipo un DJ Graff che, diciamo, che è un personaggio storico molto importante proprio per quanto riguarda la cultura hip hop italiana. C'è un suo mixtape che è un mixtape tipicamente hip hop, dove a un certo punto lui mixa e screccia proprio un pezzo di Mario Trevi che Mo parlano te, che tra l'altro è un pezzo straordinario. Io sono su Wikipedia, ho conosciuto Agostino Capozzi, nato a Milito di Napoli il 2 novembre 1941, fammi pensare, l'ho conosciuto quando io non ero ancora Gianni Simioli, presentavo i matrimoni, le feste di piazza, e quindi nei primissimi anni 80. Don Mario Trevi, Agostino Capozzi poi mi ha dato una grande mano, perché era il 2013 e nacque il premio San Gennaro Dei, che ancora porto avanti. Poi insomma sono venuti tantissimi grandissimi ospiti a ritirare il premio, quando però ce l'avevamo fatti già un nome. Mario fu molto carino, perché chiaramente accettò di partecipare e di ritirare un premio in realtà nascente, nuovo, senza autorevolezza se non quella concessale naturalmente dal nome, che è del nostro amatissimo santo San Gennaro. Invitai Mario a venire a prendere il premio Carosone all'Arena Flegrea. Il buffo è che il gancio di tutto questo mi aveva dato la presenza di Vinicio Capossela, che era premiato anche lui in quell'edizione. A me piace tenere insieme cose apparentemente contrastanti, che poi contrastanti non lo sono. Vinicio mi aveva detto una volta: a me piacerebbe conoscere l'interprete originale indifferentemente. Una soddisfazione enorme il premio Carosone 2009,
perché me lo ricordo benissimo quando Vinicio Capossela chiese a Federico Vacalebre di poter conoscere Mario Trevi, Vinicio Capossela, ma quella sera Santa Caretta o teatro soprattutto fu la dimostrazione che anche un'altra generazione con altre idee, con altre visioni, con un altro background, è legatissimo a certe canzoni napoletane. Per me fu una soddisfazione, perché è chiaro che quella sera c'erano tantissimi radical chic, tantissimi intellettuali e pseudo-intellettuali, probabilmente che da sempre avranno pure snobbato, no? Mario Trevi e tanti altri della sua categoria. Fu una soddisfazione vedere le loro facce quando il loro idolo Vinicio Capossela incontrò Trevi e cantò con Mario Trevi. Un grande ricordo, probabilmente uno degli incontri creati da quel grande premio voluto da Federico Vacalebre più interessanti, più emozionanti. Io ti auguro da parte mia di tanta felicità e che tu possa godere insieme alla tua cara ed affettuosa famiglia questo piccolo grande regno che ti sei creato. Sceta da Carolina di mammaia quando dirla già spaccata accompagnare suona questa voce stasera la chitarra già buttata sceta da Carolina la che Allora, questa è la sala di incisione della famosa Phonotype, dove io ho fatto le più belle canzoni in questa sala, quale La Pagello, Tesoro, insomma, e tutte le altre canzoni che adesso se mi metto ad elencare ci vogliono 2 giorni. Comunque questa grande sala con i fratelli Esposito mi hanno portato tanta fortuna che praticamente non so come ringraziarli. Come al solito i mass medi fanno sempre in modo che tu rimani a casa tua e non ti fanno mai uscire fuori, no? Voglio dire, purtroppo i mass media fanno in modo che per noi è una fortuna che siamo riusciti ad uscire fuori, ma in realtà in tuo paese non ti fanno mai uscire, capito? Perché è una questione di gelosia, una questione di cultura, no? Una questione di, capito? In un mondo concentrato sul web, Mario Trevi è tra gli ultimi protagonisti di un'epoca a portare avanti, senza l'aiuto dei media nazionali, la canzone napoletana classica e dei festival di Napoli. Non ho mai dimenticato questo paese, che è il mio paese. Non mi dimentico mai dei miei paesani, perché voi siete Mario Trevi e Mario Trevi è voi. Grazie! Mario Trevi! Ragazzi, vi voglio veramente bene, un applauso a Mario Trevi. Grazie. Perché troppo buoni. No, ma Mario, ma senza la tua generazione, senza te, non mai avremmo avuto Mario. Grazie. Vi voglio bene. Voi siete giovanissimi, ma sono uomini perché potete essere tutti quanti i miei nipoti qua, guarda qua. Certo che Napoli è bella, voglio. È troppo bella Napoli. Fra l'altro è uno dei pochi su cui non ci stanno pettegolezzi. Anche la sua storia umana, come devo dire, è bella, è una storia anche di dolore, ecco, la perdita della prima moglie, il matrimonio con la sorella della moglie, come si usava veramente una volta nella nostra cultura popolare, ecco perché Mario è impastato di questa storia nostra. E quindi, niente, non credo fosse totalmente a suo agio, perché era un mondo che poi da un certo momento in poi fu inquinato. Un uomo di grande fede, molto legato alla Madonna del Carmine,
È anche un artista conoscitore soprattutto di una grande cultura dei vecchi classici napoletani, dei classici forse quelli che non hanno avuto successo. È stato un uomo intelligente, non è stato uno spendaccione, per non dire che è stato un pircia. È stato sempre serio. La gente pigliava fischio per fiasco tante volte, no? Allora dicevano Mario Trevi non spende una lira quando eravamo maggiori, perché non lo conoscevano. Non conoscevano che lui aveva tutti quelli che tengono, si tengono per la famiglia, si chiudono in casa loro e non vogliono fare sapere niente. Io andavo a trovare Mario Trevi quando non ero ancora Nino D'Angelo e quando non potevo uscire di casa. Io quando potevo uscire a casa col caschetto mi rifugiavo a casa di Mario. Mario mi portava nella sua stanza di dischi, faceva il collezionista, no? E mi faceva, mo ti faccio sentire a Viviani, e mi mettevo dischi a Viviani, ti faccio sentire a Gitta Miglionetti, e mettevamo queste cose qua. Ricordo con tanto affetto la prima cosa che mi disse quando io feci il mio primo successo, che era 100 anni, con il grande Merola, mi disse «Moaglio, mi raccomando, stipo dei soldi a cattare a casa». E diciamo quello è stato un consiglio, sai, perché un ragazzo che comincia a ricevere un po' di soldi è facile, insomma, che si può perdere la testa. Abitualmente il nostro mestiere, quando ci battono le mani e guadagniamo i soldi, tutti quanti dicono «Oh, è bello sto fatto», però non pensano che poi questo successo con il tempo finisce. E se tu gestisci bene, puoi dire va bene, grazie, ho cantato, vi ringrazio, ho fatto una casa a mia figlia, una a mio nipote, una per me, qualche 100 lire sulla banca e possiamo vivere. Come dice Mario Trevi, io dico Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è Valle, come Sergio Blu, è Napoli, capito? Riconoscimento della città, lei gli conferisce al maestro Mario Trevi la medaglia della città. Faccio un attimo con voi, leggiamo un attimo e poi facciamo un'altra foto. La città di Napoli al maestro Mario Trevi, in segno di grande affetto ed ammirazione per la sua fulgida, brillante carriera di autentico interprete dell'immenso patrimonio musicale della canzone napoletana e di profonda gratitudine per aver portato e tenuto alto il nome di Napoli in Europa e nel mondo intero. Sindaco Gaetano. Grazie. Per i miei 80 anni ricevere una targa di questo genere, è vero che ho fatto quelli che ho fatto grazie a Dio, però non pensavo di arrivare a questa età ed avere questo grande contributo. Grazie veramente. Assolutamente meritato, perché noi quando si parla a Napoli di Mario Trevi lo conoscono tutti quanti, è un'istituzione. Dopo 25 milioni di dischi venduti e 65 anni di carriera, che cos'è la musica per Mario Trevi? Che cos'è la musica? La musica è vita, la musica è tutto. Uno per esempio come me, no? Che fa questo mestiere dall'età di 10-11 anni che ho sempre cantato. Come faccio io a vivere senza la musica? Perciò vita e musica camminano insieme e non si possono staccare. E indifferentemente io vero da te. Io dovetti sostituire Trottolino e Trevi, con un coraggio, un'incoscienza, una necessità, mi impose di debuttare come primo comico. Il primo concorso canoro, quando iniziai a cantare nel 2008, lo vinsi con Gara Buciarda. È una canzone che mi è rimasta nel cuore ed è la mia storia praticamente. Sia numero uno. Facendo negli anni amicizie e allora abbiamo scattato questa fotografia. Mario Trevi per me è un grande artista, lo seguo da quando avevo 13 anni.
Un grande abbraccio da tutti gli italiani di New York. Mario, continua a farmi compagnia con la tua unica e inevitabile voce. Ti voglio bene. Mi faccio portabandiera nel saluto di tutto il tuo pubblico che c'è qui in Argentina. Ho ascoltato per la prima volta questa voce calda, questa voce con sentimento e tutta napoletana. 100 anni a te e 100 anni anche a noi, perché, caro Mario, noi ti programmiamo sistematicamente. Quando io pensare Napoli, io pensare Mario Trevi.